No, assolutamente no. Assolutamente no. No, dirò di più, che proprio non esisteva lo stato di insolvenza. Cioè la banca era in bonis, è stata fatta affossare. Non crede alla tesi della Procura di Treviso, l'ex presidente del Tribunale ed azionista di Veneto Banca Giovanni Schiavon. Una tesi avanzata nei giorni scorsi dal titolare delle indagini, il pubblico ministero Massimo De Bortoli, su un'ipotesi di truffa e falso in bilancio che l'eventuale bancarotta fraudolenta derivante dallo stato di insolvenza avvalerebbe ulteriormente. Tutto ruota sulle date di un rimborso titoli e l'avvio della liquidazione della banca, con il primo non effettuato il 21 giugno scorso e la seconda attivata a copertura però 4 giorni dopo. Un lasco di tempo che permetterebbe di innescare la procedura fallimentare, aprendo scenari nuovi per il rimborso degli azionisti, in questo caso palesemente truffati. Un'ipotesi sul filo del rasoio, secondo l'ex magistrato Schiavon, oggi impegnato a salvare il salvabile, ma soprattutto a proteggere chi nel disastro rischia di perdere casa e impresa nel vortice delle famose operazioni baciate. Per questo oggi a Cornuda ha chiamato a raccolta tutte le associazioni coinvolte nell'affare Banche Venete. Vogliamo semplicemente utilizzare le varie voci delle associazioni per poter far sentire la protesta alle prossime elezioni nella direzione corretta. Vedremo di chi è la colpa di quello che è successo. Fare leva sulla politica per allargare quella strada aperta con il fondo risarcimento azionisti approvato a fine legislatura, una prospettiva che molti sosterranno, anche se convinti che saranno pochi i risultati concreti. È una truffa di Stato questa, quindi è tutto organizzato a puntino, non ho molta fiducia nel recupero dei soldi. Se però questi non si muovono, fanno orecchie da mercanti, come si dice in Veneto, sicuramente non riusciremo a fare niente.